E adesso c'è l'incontro, caro Guglielmo, tu ovviamente non conosci il signor Litterio Scalisi, ma io te lo presento. Lui è un uomo che con le donne, come tu vedi, ha un successo incredibile. E io l'ho sistemato qui al centro, fra Jolie perché non e ne Cinzia. Registriamo 3 puntate. Ecco. Le è venuto improvvisamente la voglia. Devi sapere, caro Guglielmo, che lui veramente è un uomo particolare. Lei che uomo è? Che uomo è? Si definisca. Lei è un uomo? Sì? Lei, signor Rosa, dice queste cose, pare che mi prendi in giro. No. Io invece, siccome so quanto sia importante la funzione pubblica della televisione, allora, voglio che il pubblico la conosca. Prego. È giusto che il mondo sappia. Il mondo sappia. Compreso il nostro amico Scilla. Che io che femmine. Si mette la spulzita perché così si concentra meglio. Lei con le donne? Che io che femmine ce la faccio troppo forte e lo sanno tutti, tranne i femmine. Esatto. No, come? Primo. Secondo, senti, io sono Guglielmo, un uomo, se mi volete credere mi credete, se non mi volete credere peggio per voi. Io sono un uomo con la A maiuscola. No, senta, fermo, perché sennò Guglielmo poi ci prende per ignoranti. Nella parola uomo, composta da 4 lettere, caro Guglielmo, la lettera A non c'è, quindi stia attento. Non c'è nella parola uomo, ma c'è nelle donne quando mi chiappo sotto io. Una serie infinita di c'è. Un uomo con la A maiuscola, Jolie. Vedo un sacco di donne che sono piuttosto scettiche nella sala. Però questo lo voglio dire io, tu donne. non ci credi, ci angappare. Io questo solo ti dico. Donne, voi siete scettiche perché non lo conoscete bene. Ma invece dovete sapere, e voglio che lei ne parli ancora qualche minuto. Per questo loro ridono e ne approfittano. Ecco. Perché non ce n'ha passato. Esatto. Perché io assai ne hai mandato fino all'ospedale. Esatto. Quindi lei poi dopo il rapporto le ha accompagnate all'ospedale. So da sai ne è uscito per i medici. Sì. E allora diciamolo, cose mie. donne, le donne che hanno avuto... stiamo parlando come se fossimo al bar. Esatto. Scusate ragazze, le donne che hanno avuto il piacere e l'onore di giacere con lui... Alcune l'indomani mattina, quando si sono svegliate... Alcune indenni. Sì. Ma altre l'hanno pagata di faccia. Senta, questa botta di coraggio, signora Rosa. Quando si sono svegliate al mattino? Sì, si sono svegliate. Si sono svegliate. Come si sono svegliate, lo dica? Una ne restavo caia a Matisa. Sì? È rimasta con la gamba impiegabile. Cioè dopo il rapporto con lei? Allora, scusate, perché lei deve sapere che quando si fa il complesso sessuale... Cioè quando c'è la musica? Quando c'è la musica, no? Quando c'è la musica dello Locos, delle Village Girls, della radio, no? Quando si fa l'amore... Quindi che cosa? Hai detto lei? Il complesso sessuale. Allora, no, e questo l'abbiamo detto. Senta, complesso. No? Amplesso, bravo. Complesso è un'altra cosa, sì? Le posizioni sono quelle là. Quelle là, certo, le posizioni sono quelle là, le conosciamo, insomma. Quando io ho finito l'amplesso, ci disse, Gioia, la festa finì. Sì. Stiamo mi puoi toccare. Le puoi piegare queste gambe, sì. E lei lo fece, solo che una sola piegò. Ecco. Una ci restava a dita. Ho capito. Io mi preoccupai, disse, Gioia, ma che vuoi, i bis? No, mi disse, è impiegabile. Impiegabile, non ce la faccio. Non corrisponde. Esatto. E si è alzata trascinando la gamba così. Ok, la trascinava così. Se n'è andato dal medico specialista. Qual è? L'ortopedico. Quello ci ha fatto una visita e ci ha detto, lei ha avuto una lacerazione nel nervo sciatico. Io come ci arrivo un nervo sciatico? Ora scusate, uno che fa l'amore con una donna, come fa a lederle il nervo sciatico? Ma diciamolo francamente. Ora, non è che siamo, signora Rosa, siamo che ringraziamo il Signore, è stato generoso il Signore, ma fino a sto punto arrivo un nervo sciatico. Ora, io mi chiedo come fa un uomo che fa l'amore con una donna a lederle il nervo sciatico. No, tu struppiai, quando lederle? Sì, lederle, ha fatto del male. E poi qualche altro esempio di donne... A una non ci stoccavo l'occhio. Con problemi... Dopo il rapporto? Durante. Durante il rapporto, sì. Pa troppa gioia, pa pressione. Quindi l'occhio è andato da una parte. Perché io un dì, ad un certo punto, dice... E ci partivo, ora hanno un occhio a Cristo e un occhio a Maria, questo ce l'hanno.
C'era andato dal medico, si fece visitare, e il medico ce l'ha detto, lei ha avuto un danno irreversibile al nervo ottico. Ma come ci porta a me? Ora, dico, uno, non lo so, vuoi interferire tu Paolo, non so se sei esperto, uno che fa l'amore con una donna, dico, se sei esperto, non lo so, come fa a lederle il nervo ottico? Lui è esperto? Non lo so, chiedo. Lei è esperto? Sì. Collega. Collega, ormai non lo so, sei esperto. Ormai siamo in pochi. Come fa a lederle? Come fa? Il nervo ottico? Alla cieca. Alla cieca, va bene. E poi altro? No, perché io veramente sogno urbigno quando forse è questo. Sì. Altre donne che hanno avuto problemi? Una persa la parola. Addirittura. Cioè non è che l'ha persa, che restavo muta, mutangola. Non parla bene, diciamo che ha qualche problema. Sì. Ha fatto la domanda. Alla parola, sì. Di disgraziate dell'Inps che ci bocciano a tutti i pratichi. Aida non ci accetterà la pensione. Addirittura. Ora tutte le donne del paese che vogliono la pensione se vogliono venire a cuccare con me. Che cosa sono? Cosa sono? L'uomo oggetto? No, non è un uomo oggetto, è neanche un assessore ai servizi sociali. Va bene, signor Litterio, se ne faccia una ragione. No, vedi, se Guglielmo l'avesse incontrata prima, magari poteva chiedere al signor Litterio qualcosa per poterla fare innamorare, no? Perché visto che lui è così bravo con le donne, potevi chiedere a lui. Ma più che altro crea degli zombie dopo sì, dopo quasi, sì. Queste donne... No, i zombie su chi... No, perché poi, vedi Guglielmo, la donna che ha avuto questo problema alla parola, mi pare, se non ricordo male, che poi sia tornata da lei di nuovo. Dopo 20 giorni tornò. Sì. E mi disse, mi è piaciuto ancora. Suicida. Suicida? Sì. Suicida. Questa era una donna che voleva suicidarsi. Eppure anch'io.